Autostart in movimento per la quarta dall'Arcoveggio. Confronto per 3 anni che hanno fatto poco in carriera, 1 Fiona del Sile, 2 Fabio Enzo Jet, 3 Futuro Vis, 4 Fragoroso Gall, 5 Figaro del Circeo, 6 Ferdinando Jet, Fiaba Lunare Club, problemi intanto per Fashion B, Fipsi Etoile, Fashion B, Fatima Truppo, Flamenco Adri, Fiammingo, Face to Face SBF, Felicità RG. Partiti con veloce al comando Figaro del Circeo nei confronti di Fiona del Sile. All'esterno c'è Ferdinando Jet, poi Futuro Vis, in corda Fiaba Lunare Club, quindi Fatima Truppo, mentre ha sbagliato 4, Fragoroso Gall. Vanno i primi 200 metri in 15,3. Insiste Ferdinando Jet che tende a passare nei confronti di Figaro del Circeo. Prova a puntare in avanti ora il giocato Futuro Vis, 11, dopo 400 metri di corsa passati in 36. Ferdinando Jet al comando, nella sua scia rimane Figaro del Circeo, all'esterno Futuro Vis con in scia Fatima Truppo, terza in corda Fiona del Sile che precede Fiaba Lunare Club, completamento dei 600 passati in 46,3. Passaggio davanti alle tribune. Ferdinando Jet in evidenza al suo esterno, Futuro Vis in corda Figaro del Circeo, seconda pariglia per Fatima Truppo. Il giro se ne va in 1,1,5 con il leader Ferdinando Jet che continua a guidare nei confronti di Figaro del Circeo in corda e di Futuro Vis all'esterno. In corda rimane Fiona del Sile, in pariglia Fatima Truppo, galoppa Futuro Vis al chilometro in 1,16,6. Rimane in vantaggio Ferdinando Jet con 3 lunghezze su Figaro del Circeo. Fatima Truppo prova a impegnarsi all'esterno, sposta alla quarta posizione alla corda Fiaba Lunare Club, la retta opposta alle tribune in 14,9, lo scatto di Fatima Truppo che va su Ferdinando Jet, lo impegna, Ferdinando che riaccelera, galoppa anche Figaro del Circeo, passa in terza posizione Fiaba Lunare Club, Figaro poi Face to Face SBF, galoppa Fiaba Lunare Club in dibattito aperto, ci sono Ferdinando Jet e Fatima Truppo, poi Face to Face SBF, insiste Fatima all'attacco di Ferdinando e tende a passare. Fatima Truppo nel finale si allunga e viene a vincere, al secondo è Ferdinando Jet, al terzo Face to Face SBF. 38 ad arrivare, 1,16,2 ragguaglio cronometrico per il successo di Fatima Truppo. Alessandro Gocciadoro, guida e training. Rimedia dopo non una bella sgambatura, Giuseppe Truppo ai colori, successo della figlia di Maharaja e Nives Manco che si impone dopo percorso dalla pariglia, gli ultimi 600 allo scoperto, passa nei confronti di Ferdinando Jet che è ancora secondo, al terzo Face to Face SBF.